Sarà l'edizione della rinascita, quella rimasta in forse per lungo tempo, che alla fine tra mille difficoltà si svolgerà la sera del 14 di agosto, ma anche quella del ricordo e della vicinanza con Genova, ferita esattamente un anno fa dal crollo del Ponte Morandi, tragedia nella quale persero la vita 43 persone e che saranno ricordate con un momento di riflessione. Questa avrebbe dovuto essere la 71esima edizione della Torta dei Fieschi, ma l'anno scorso, come tutti ricordiamo, è stato doveroso annullarla per la tragedia del ponte. Quindi quest'anno sarà doveroso un momento di ricordo e di vicinanza proprio per tutte le vittime che ci sono state. La 70esima edizione della Torta dei Fieschi è pronta dunque ad essere messa in scena mercoledì prossimo. Ci sarà il corteo storico dei Sestieri, il cui percorso, dopo gli esperimenti degli scorsi anni, ritorna all'antico e arriverà in Piazza della Libertà, dove i figuranti saliranno su un palco più piccolo ma totalmente rinnovato. Ce l'abbiamo fatta e devo dire grazie anche a una collaborazione capillare proprio con i sestieri che si sono resi conto delle difficoltà sia finanziarie ma anche proprio a livello di forza lavoro del nostro comune, però mettendo insieme le forze insomma siamo riusciti a superare gli ostacoli e il 14 è garantita la nostra torta. E tra i protagonisti che non potevano mancare ci saranno loro, i conti Opizzo Fieschi e Bianca De Bianchi. A vestire i loro panni nell'edizione numero 70 saranno Alberto Folegnani, imprenditore di 55 anni, e Francesca Fattore, 27enne, da anni componente del corteo storico dei Sestieri. E non poteva mancare lei, la torta. I 7 quintali del dolce saranno quest'anno confezionati dalla storica pasticceria Marescotti di Cavo di Genova e si potrà gustare solo trovando l'anima gemella attraverso il gioco dei biglietti in piazza. Per noi è un grande onore associare la nostra storia a quella della Torta dei Fieschi. È stato assolutamente congeniale per noi accettare immediatamente con grande entusiasmo e gioia di preparare la Torta dei Fieschi, provvedendo a confezionarla naturalmente in base alla ricetta che ci è stata fornita dal Comune di Lavagna, che ringrazio insieme all'organizzazione dei Sestieri.